censure. Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. E bentornati carissimi ascoltatori di Radio Libertà qui su Crossroads per la puntata numero 16. È veramente incredibile come il tempo stia passando come il battito d'ali di una farfalla, perché la puntata 16 vuol dire che sono la bellezza di 4 mesi che stiamo già portando avanti questa trasmissione. Abbiamo iniziato a luglio di quest'anno e veramente sembra passato una settimana da quanto veloce sia passato questo momento. E se permettete vorrei anche prendere un paio di minuti in più per ringraziarvi, soprattutto gli ascoltatori che settimana scorsa comunque hanno scritto per fare i complimenti per questa trasmissione. Veramente grazie infinite, il vostro supporto, diciamo, è la benzina che mi permette comunque di avere sempre più stimoli e più motivazioni per andare avanti. È bello vedere che questo progetto comunque piace. Ne ho riflettuto anche la settimana scorsa, comunque qualcosa di un po' particolare, ecco, quello che stiamo facendo, di portare musica un po' più di nicchia, un progetto un po' più di nicchia, e vedere il vostro supporto è comunque qualcosa di gradito e che veramente fa molto molto piacere, perché dà quella benzina e quella motivazione in più ogni settimana per portare sempre qualcosa di nuovo, di migliore, e di aumentare anche la qualità di quello che si porta. Detto questo ringraziamento, vi invito ovviamente a scriverci o a chiamare se avrete delle curiosità o dubbi su quello che andrà in onda, e chiedo alla regia di andare con la prima canzone, ovvero Veloce dei The Groove. You figured it out yet? How fast are you meant to go? Perché con te, amore, non mi sento più in control. And I can't stop speeding, speeding. Feels like I'm on a roll. Troppo veloce, veloce. Salvami from my soul. Quante volte devo dirti che non lo penso più. Oh, I've never felt more free. My heart lies only with you. And I can't stop speeding, speeding. Feels like I'm on a roll. Troppo veloce, veloce. Salvami from my soul. Take my hand and never let it go. I'm finding it hard to take control. You make it easier for me to go on. Who would have thought it would have taken this long? I haven't figured it out yet. Don't know which way to go. Because with you, my darling, I don't feel in control. And I can't
So speeding, speeding, feels like I'm on the road. Going too fast now, save me from my soul. Take my hand and never let it go. Finding it hard to take the control, but you make it easier for me to go on. Who would have thought it would have taken this long? Ed eccoci tornati con questo pezzo per iniziare molto anche lento e rilassante, per iniziare piano piano e poi salire sempre di più con i toni quest'oggi. Allora, iniziamo l'analisi comunque dicendo che questo è un gruppo molto particolare che si è formato a Londra con ragazzi che comunque hanno una formazione ognuno molto molto diversa e delle influenze molto molto diverse. Ad esempio la cantante è cresciuta, diciamo, è una formazione molto più su quello che riguarda la black music, quindi dall'R&B al funky al soul, e ha portato le sue influenze. Mentre leggevo in un'intervista, quando ho fatto le ricerche per questa puntata, che invece il chitarrista era come dire molto più ispirato da una musica che non sembrerebbe vedendo il brano, ma diciamo ispirato dai Pantera e più in generale dal metodo chitarristico del loro chitarrista Dimebag Darrell. E come dire, questo qui è un esempio secondo me di come nella musica moderna si è andati ad evolversi verso qualcosa che ha superato il concetto nella musica appunto di oltre ad essere un genere musicale, poi diventare anche un qualcosa di identitario, ecco, magari un 10-15 anni fa, se tu appartenevi a una certa subcultura ispirata da qualche genere musicale, era molto più difficile trovare delle influenze di altri generi, perché comunque si era chiusi e ognuno aveva la propria subcultura di riferimento, ecco, quindi non c'era, magari non si dava spazio ad altro. Invece, diciamo, con un andare avanti insomma, di queste generazioni, anche con internet che ha mischiato molto le carte, si è andato sempre di più ad uniformare anche generi diversi che a prima occhiata sembrano inconciliabili, e questo qui sicuramente ha dato un grande boost nel portare dell'innovazione nel mondo musicale soprattutto. E appunto questa band ne sono un esempio lampante, perché appunto hai diverse influenze che hanno portato alla realizzazione di questo brano. Quindi appunto c'è il funky, c'è l'R&B, c'è il soul, ma diciamo dall'altra parte, nella parte strumentale, arrivano anche quelle influenze più rock che comunque danno un po' un più di brio, un po' più di pepe al tutto, soprattutto di rock psichedelico. Come detto, appunto, le influenze sono tante. L'altro chitarrista appunto dice invece di avere influenze più diverse che andavano tipo dagli Oasis o comunque musica britannica degli anni 90, quindi c'è questo miscuglio di idee, di concetti che ha portato a un sound decisamente unico e particolare. E è interessante anche il fatto che la cantante, non essendo italiana, abbia comunque voluto aggiungere
appunto dei pezzi cantati in italiano per dare ancora più originalità al testo, perché comunque per quanto ci siano sicuramente degli artisti italiani molto noti e famosi anche all'estero, diciamo è difficile sentire in cantanti e band straniere utilizzare la nostra lingua, se non magari per qualche citazionismo di qualche canzone importante del passato. Invece qui c'è una volontà appunto di mettere una parte anche in italiano, come dice molto bene il titolo, appunto veloce, e di fare un omaggio al nostro paese. E appunto comunque questo brano utilizza anche la metafora appunto di andare veloce. Nella copertina appunto del brano viene messo appunto una macchina che sta correndo su delle strade, appunto ricordano un po' luoghi come luoghi mix di montagna e mare, tipo Capri o cose del genere. E appunto l'idea è appunto quella di utilizzare, cioè di essere veloci anche e di correre, e quindi di non fermarsi davanti a dei problemi, dei cambiamenti, oppure davanti a uno stato emotivo, appunto un qualcosa che non deve riguardare per forza quello che è uno stato cioè uno stato fisico, ma può essere anche quello di emotivo o mentale, appunto. E questo può riguardare insomma diverse sfere delle nostre abitudini quotidiane, e appunto gli artisti ci hanno invitato con questo brano a non prendere la vita come in maniera troppo lenta o alla leggera, e di se si hanno un problema o qualcosa da affrontare, di affrontarlo e di farlo con lo stato d'animo giusto. E quindi la metafora appunto della velocità su questo calza a pennello. E appunto proprio ho voluto portare questa come primo brano, un po' perché comunque per quello che sarà la scaletta, secondo me risultava perfetto per un inizio un po' più melodico, e un groove particolare che poi andrà a crescere via via per tutta la puntata. E anche perché comunque questi ragazzi sono al loro primo EP, è un ascolto, devo dire che li ho trovati su quella che è una funzione di Spotify che vi consiglio ad usare anche per chi volesse scoprire sempre più musica, come devo fare io con questo programma. Diciamo che la parte più divertente è l'ascolto e lo scoprire sempre nuovi brani, appunto attraverso l'applicazione di Discover Weekly di Spotify. Si possono trovare veramente delle belle chicche, delle gemme nascoste che altrimenti sarebbe più difficile da trovare. Poi comunque è formata come playlist in base agli ascolti che una persona fa, quindi è ottima per diciamo per me riscoprire qualcosa di nuovo, comunque già legato alle nostre abitudini musicali che già abbiamo, ma scoprendo anche qualcosa di diverso. E adesso chiedo alla regia di andare alla seconda canzone, che è This Is Love di Georgia Cecil. In the dark, the shadow of lovers who walk in the park. There is a child, there is a mother, there is love. There is the sun who waits for the day, the joy of a Sunday for people who pray. There is spring, there is tomorrow, there is love. We can't forget when we feel cold in the darkness of night. There is nobody beside. Alone
not a night at the Plaza Paris. A bouquet of roses you got just for me. It's none of these things, it's just you and me. None of these things, no, it's just you and me. It's none of these things, it's just you and me. This is love. This is love. This is love. This is love. We can forget when we feel cold in the darkness of night. There is nobody beside, alone in the night, there by my side. I see more clearly when you are near me. Each day you're here in my life. It's not a night at the Plaza Paris. A bouquet of roses you got just for me. It's none of these things, it's just you and me. None of these things, no, it's just you and me. It's none of these things, it's just you and me. This is love. This is love. This is love. This is love. For the first time, I'm in love. This is This is love. Ed eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, con This Is Love di Georgia Cecil. E rimanendo sempre in quel di Londra, però questa volta cambiando genere, andando sul jazz sperimentale, nel jazz diciamo più contemporaneo. Ecco, non trovo la parola. Comunque, innanzitutto secondo me da questa scaletta, diciamo, che ho deciso di portare solamente con artisti anglosassoni, dimostra c'è una cosa comunque nel mondo anglosassone, soprattutto nel Regno Unito, dove c'è un vero e proprio interesse e supporto da parte sia di quella che è l'utenza e del pubblico che ascolta un artista, che appunto dal governo stesso, che si è mosso per salvare locali, appunto, dove artisti emergenti andavano a suonare. Dimostra comunque una maggiore attenzione a quello che quello che anche sono dei generi che solitamente non rientrano nel mainstream, o non lo fanno comunque da tempo. E appunto, come avevo più volte detto in questa trasmissione, appunto il jazz rimane comunque, secondo me, qualcosa che ha un grande potenziale, potrebbe avere un grande potenziale anche per
per quanto riguarda il mainstream, ma è secondo me molto ancora incompreso dal pubblico. E secondo me con questo stile un po' contemporaneo, un po' che prende influenze dal pop e dall'R&B, si può riuscire a inserire comunque questo genere nel mainstream, perché se un artista come lei è riuscita a creare qualcosa, secondo me, di assolutamente valido e che potrebbe passare in radio tranquillamente. Per quanto poi in realtà qui in Italia purtroppo molte radio, soprattutto quelle diciamo più grandi, faticano a mandare pezzi che siano davvero delle novità, o mandando comunque quelle che sono le hit, i tormentoni del momento degli artisti più grandi, soprattutto italiani. Purtroppo noi qui in Italia abbiamo veramente c'è quella nicchia che esiste di diciamo che rappresenta un po' quello che è la musica alternativa, gli ascoltatori di musica alternativa, e se no qui nel mainstream siamo eccessivamente legati a quello che è un mondo solo italofolo. Cioè è veramente difficile, se tu vai a vedere la lista dei primi magari 50 pezzi più ascoltati ogni mese su Spotify, trovi quasi solamente canzoni italiane. Cioè per trovare artisti esteri devi trovare solamente i più grandi, e questo è veramente sconfortante, perché in Italia ci siamo creati una bolla che è difficile da distruggere, che poi va a sfavorire molto poi quelle che sono le realtà indipendenti, perché ormai c'è un appiattimento a livello generale che è devastante. Io faccio sempre l'esempio di Mahmood, che quando era diciamo era diventato mainstream avevo anche elogiato anche con amici o discutendone il suo album Ghetto Limpo, ma poi ha avuto un downgrade incredibile, e andando a parare poi quello sulla canzonetta pop che più o meno fanno tutti. E invece qui secondo me la Gran Bretagna dimostra ancora di essere a livello musicale decisamente sopra. Un artista del genere, secondo me, che sforna un brano jazz così bello e così, secondo me, anche radiofonico, è qualcosa che in Italia sicuramente ci sogniamo. E comunque invece andando a parlare poi del brano in sé, comunque quindi vi avevo già accennato del fatto che fosse un brano contemporary jazz con influenze appunto sia pop che R&B, e appunto l'artista si è voluta concentrare su un concetto che è quello di su quello che dovrebbe essere secondo lei il significato dell'amore. Appunto per l'artista l'amore è qualcosa che non deve essere gesti eclatanti o cose roboanti per dimostrare l'amore, ma lo si fa nei gesti spontanei che riguardano la quotidianità, appunto. Quello che possono essere appunto momenti di dolcezza, di gentilezza durante la giornata, che dimostrano appunto una vera voglia di investire del tempo, delle emozioni, del sentimento appunto in una relazione, non diciamo il gesto eclatante magari quando c'è una data, una ricorrenza importante. Quindi c'è un significato anche comunque molto bello, e che condivido anche molto su quello che è l'aspetto appunto di una relazione romantica. Appunto secondo me sarebbe veramente bello un giorno, quando arriveremo anche qui in Italia, ad avere e a dare più spazio comunque a un genere molto molto figo che può diventare anche radiofonico, come appunto Georgia Cecil ci ha dimostrato. Oltretutto
È stato un peccato non poterla andare a vedere, è stata qui a Milano al Blue Note a inizio no, credo alla fine del mese scorso, se fine di settembre, appunto, quindi nel mese scorso, e speriamo però di poterla rivedere presto in Italia, in una delle poche cattedrali nel deserto che sono rimaste per gli amanti della musica sia blues che jazz o che della black music in generale. Ora però, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, andiamo in pausa giusto per un paio di minuti. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
Ed eccoci tornati dopo questa breve pausa, carissimi ascoltatori di Radio Libertà. Non perdiamo ulteriore tempo e immergiamoci immediatamente nella follia di JPEG Mafia con il brano JPEG Ultra. Out the trenches for you flabbergasted fat fucks. This your boy Denzel Curry and this bitch. And I'm chilling with my nigga Peggy. You already know what time it is. We going around the world with it. And inside your girl with it. You feel me? Live out of your bitch body like my nigga Wayne say. And you know, for Pete's sake, nigga, the boy Denzel Curry gotta do what it takes to get that motherfucking money and that motherfucking bread to get it all on your bitch head. You dig? So this how we gonna do it. Okay, so I gotta be rude. No matter which way you go, you'll still be a square like a Rubik's Cube. Tron, nigga, I am that dude. Me and JP going APE, so I got monkey bars, but this ain't PE. Everybody said I got ADD, but it never add up. I'ma count past 3. Matter of fact, 1. All of this devil and shit from D to MC, but it's guaranteed to make a rep run. Nigga, I jump. Better get far or see I start. South Florida nigga from the North Bay, nigga. This shit, I'ma be a 2-pay nigga. Knocking off the top, this is 2-pay nigga. I'm a tsunami, the new wave nigga. Most of your members will be dismembered. When you fall off, bitch, I'm yelling out timber. You couldn't fuck with me if I had Tinder. Last name Curry in the scene for charisma. Somebody from Street by the 6 on my neck, but you niggas never do it like this. Got a brand new all-go shit in a Kuma, hanging from a neck to a T. Live and direct out your bitch pussy. This your boy Denzel Curry in this hoe, aka Zeltron, aka Big Officer. Y'all niggas don't know what the fuck it is when a real nigga step into the room with some alligator shoes on. Cause you know we straight out the swamp, straight out the Everglades, out in Florida, bitch ass nigga. You feel me? Dade County gets spread county, Lauderdale or Slaughterdale. You already know what the fuck it is. Hey Peggy, let me talk to him one time. Hold up. Niggas be begging for shit to be different until they get it, then they treated indifferent. People projecting they bullshit on you because they dissatisfied with the life that they live in. Niggas net worth be like $17 while they begging for dupes for shorties I've been with. I can snip out your proximity, hoes always near some shit going on, but never did it. I don't understand when people talk shit on me, they gotta leave with a lie, some fitting. Friends acting like they don't wanna talk, start begging for change, I don't know what it's giving. Niggas be trying to fuck on your bitch while they dapping you up saying, I see your vision. Fake friends turning on me for nothing, they mad cause they failed even within a day. This is my fight. I just woke up as a child of the light. Jumped on the beat, had to tell it goodnight. Y'all took our best, but we hitting it right. Kept my OGM as high as a kite. Shot for successful, I bought me a pint. Watch how I whip my ain't serve out of rice. Get your head cracked just for rolling the dice. Now don't believe her. Believe what you see, now what's said on the mic. Peggy Shirley, I kick out every time. Can't get me down, so they try by inside. Try fuck on my money, try fuck on my mind. They acting like fucking bitches and crime. This ain't relatable, this ain't debatable. Something happened to you, it's by design. Yeah, man. JPEG motherfucking Mafia. Making grown men emotional since 2008 at least. And I walk around everywhere as me, you know? And you never catch me out here looking like these dirty ass underground rappers locked in an Airbnb somewhere with a bunch of niggas playing with each other's dicks, 0 women around, looping records nobody wants to hear. Look, on my knees for a God who can hear. I can't pray to no God I can fear. I think I should've ran me a cult. Quarterback that hole like I'm painting on coats. Fuck niggas yapping about me on they alt. But when I see you, it's degrees of assault. You say you see him, you catching the case. I hope not the one that you got in your boat, cause that shit is shaky. Heard the church service say come as you are, so I showed up with a whole bunch of bitches that hate me. Told my man bitch to stop acting expensive. Girl passed me the mic, you was clues to Stacy. I know that time heals rules, my time is money, and I can't use time to say me. Praying for all of my enemies, they either dead or hating, literally faking. Lame ass niggas get exposed every day, and I don't gotta do nothing more than frustrate him. He's not a threat, bitch, I'm on him a vet. I hit marksman and basic, I never need training. Hey, they make a career from hating. Hey, they make a career from faking. I should talk my way right into a bag. You pussy in private, begging for collabs. You pillow talking to these bitches is sad. I don't know whether to slap you or laugh. Shower posse, get that baby a bath. I know your label saw a cash grab. You got pop and turned hashtag. Stop yapping online, cause you know where I'm at, little bitch. Fuck, nigga.
Ed eccoci tornati dopo questo viaggio nella follia con JPEG Mafia, uno degli autori hip hop americani più pazzi e sperimentali che c'è in questo momento nella scena. Innanzitutto fatemi dire una piccola chicca, qualche citazionismo, diciamo, che Peggy ha voluto mettere in questo brano. Innanzitutto all'inizio, quando c'è una citazione a un wrestler della WWE e la sua team song, appunto con la frase "You think you know me", appunto utilizzata nella musica d'ingresso del wrestler Edge. E questo per me, che sono un grande appassionato della disciplina, è veramente, sono quelle cose che ti fanno eccitare durante un ascolto. E comunque il mondo dell'hip hop ormai è sempre più aperto, appunto, a questi citazionismi dal mondo del wrestling, anche con vari pezzi, appunto come Ric Flair Drip di 21 Savage. Appunto, comunque questo è un brano decisamente difficile all'ascolto. Lo stesso JPEG Mafia, per descrivere la sua musica, l'ha definita come una musica per gente che deve apprezzare, di nicchia, che apprezza questo stile di rap che è molto sia astratto che, da un certo punto di vista, anche autoironico, e comunque molto diverso da quello che può essere l'immaginario appunto che si ha in Italia nell'ascoltare hip hop, che diciamo è, per un certo punto di vista, risulta quasi una macchietta, soprattutto per la trap, per come è arrivata in Italia. Brano oltretutto in collaborazione con quello è il mio rapper preferito, che è Denzel Curry, di cui però lo teniamo un attimo da parte, ne parleremo più avanti, anche perché sto aspettando che esca qualcosa suo di nuovo per poterne parlare qui. Ed ecco, e Peggy in questo brano comunque si scatena, perché ne riesce a mettere, in poco più di 4 minuti, riesce a mettere un sacco di argomenti e parlare di qualsiasi cosa. Innanzitutto appunto critica quelle che sono le relazioni false e opportunistiche appunto nel business musicale, dove appunto attacca chi finge e si accolla una persona solamente per poter usare il successo, appunto, di quella persona, e nulla più, non essendoci una relazione vera. Poi parla anche appunto del suo rapporto conflittuale con la spiritualità che ha diciamo che ha portato avanti in questi anni, dove appunto lui stesso dice di avere un rapporto conflittuale con la sua fede religiosa. E poi soprattutto parla di quello che è un po' l'aspetto più importante della canzone, che è un po' il fatto, appunto, nonostante tutto, di avere l'orgoglio di non di quando si cade anche nel business musicale, di sapersi rialzare sempre, di avere comunque ambizione, non arrendersi davanti alle difficoltà, e anche di fronte alle cadute comunque di reagire, non farsi portare avanti, come dire, non farsi colpire troppo dagli eventi. Ed è un'altra cosa che poi aggiunge, comunque, sono appunto un sacco di riferimenti culturali che appunto vanno dal mondo della WWE a quello della cultura giapponese, appunto dai vari elementi culturali, come possono essere gli anime, i manga, e appunto la musica giapponese, e dei vari campionamenti che appunto ha utilizzato, prendendolo appunto da questa cultura. È un artista comunque molto complesso. Lui comunque ha uno stile molto particolare, dove unisce elementi da industrial hip hop a rap rock, hardcore, anche con un po' di punk messo qui e lì, quindi
è sempre comunque un ascolto molto complesso. Lui stesso dice che la sua fanbase è comunque molto affezionata, perché è molto di nicchia, è molto come dire, che va a ricercare questo tipo di genere, non è qualcosa che come dire, che senti molto spesso, e comunque riesce sempre a sfornare qualcosa di creativo che dovrebbe essere un po' alla base del mondo hip hop, non come negli ultimi anni, dove si è molto appiattito, soprattutto per il grande livello di mainstream che ha raggiunto negli ultimi anni. Un artista comunque sempre, sia lui che come Tyler, The Creator, che riescono ad avere comunque un discreto pubblico. Ovviamente Tyler, The Creator, a livelli molto molto più alti, perché lui è uno dei quelli più ascoltati al momento, però anche JPEG Mafia è riuscito a crearsi la sua nicchia piuttosto grande, dove riesce a esprimersi al meglio e ad avere un pubblico fedele e affezionato. E ora andiamo con una delle mie band preferite, i Dayseekers, con il loro nuovo singolo Bloodlust. Two-faced on every page. I chose to ignore all the warnings, but you keep biting down for a taste. Are you crawling out of your skin again? Tell me it's not what it seems. Drain the blood from me like it never ends. Cling to my skin like a leech. Every part of you is giving up your eternal fate, a slave to the bloodlust. The mark of the beast is a burden. You wear it when no one's around. The midnight is making you nervous, while the veil falls out of your mouth. Do you even breathe? Drown in your own apathy. Are you crawling out of your skin again? Tell me it's not what it seems. Drain the blood from me like it never ends. Cling to my skin like a leech. Every part of you is giving up your eternal fate. A slave to the bloodlust. Your skin again. Tell me it's not what it seems. Drain the blood from me like it never ends. Cling to my skin like a leech. Every part of you is giving up your eternal fate. A slave to the bloodlust. Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, appunto con una delle mie band preferite, ovvero i Dayseekers.
una band che appunto della scena e pienamente inquadrabile nel genere metalcore, e diciamo che è sempre stata molto brava a riuscire a slacciarsi dai canoni del genere metalcore e a riuscire ad essere sempre più come dire, sempre più originali rispetto alla loro concorrenza. Vanno molto molto forte in America, purtroppo in Europa sono molto poco ascoltati, e anche per questo non siamo riusciti ad avere un tour europeo quando c'è stata la promozione dell'album Dark Sun, che oltretutto vi invito caldamente ad ascoltare se siete fan del genere, soprattutto pezzi come la canzone Neon Grave, che il cantante Rory Rodriguez ha dedicato alla memoria del padre, che era scomparso da poco per un tumore, ed è veramente molto molto toccante, appunto, soprattutto la parte nel brano dove dice che ha scoperto qual è la vera essenza dell'inferno, cioè scoprire che suo padre se ne sia andato e che non l'avrebbe più potuto rivedere. Quindi comunque sempre un'attenzione da parte di questa band a delle tematiche in cui tutti gli ascoltatori possono appunto immedesimarsi, e diciamo in questo caso comunque c'è un tentativo di rendere ancora più forte appunto il comparto sonoro, appunto con riff molto più pesanti di chitarra e un utilizzo maggiore dei breakdown, che nel metalcore sono l'equivalente dell'hard rock degli assoli di chitarra, ecco, sono un po' il momento più importante della canzone, dove un po' tutti i fan utilizzano anche per pogare durante il concerto. Appunto la canzone in questo caso si fa riferimento a quel tipo di relazioni che vengono considerate relazioni tossiche, con persone che appunto ti spremono, ti succhiano via il sangue e poi non ti lasciano nulla. Appunto a fare riferimento di questo c'è comunque un'atmosfera molto più cupa per quanto riguarda la costruzione musicale, che appunto dà forma a questo significato del brano. Comunque un primo singolo del loro nuovo album, che uscirà a novembre, ovviamente non appena sarà uscito l'album. Io non vedo l'ora, perché appunto è una delle mie band preferite, di potervi magari raccontare un po' anche il resto. Detto questo, ovviamente vi consiglio di ascoltare questo singolo, ascoltatevi assolutamente anche il loro precedente album Dark Sun, perché è un piccolo gioiello, è un piccolo capolavoro, e sicuramente ne varrà la pena. E adesso, carissimi ascoltatori, andiamo con il pezzo Crossroad della giornata, con la fantastica band stoner Mars Red Sky con Seasonal Pirates.
Ed eccoci qui, carissimi ascoltatori, con il pezzo Crossroads della settimana, con questa fantastica band stoner e doom, con un sound che ricorda molto anche altri generi, diciamo, più affini al metal estremo, come il gent, per quanto riguarda i temi appunto di argomenti che riguardano lo spazio e comunque il cosmo e l'universo, appunto i Mars Red Sky, una band appunto errata corrige che devo fare, perché non anglosassone ma francese, appunto, e porta questo concept album, in realtà più che album un EP, dove appunto si va a testare appunto il tema del viaggio spaziale, appunto dell'esplorazione spaziale. Un album comunque che grazie sia all'utilizzo di tastiere che ha molto più riverbero nell'uso delle chitarre, permette appunto di creare questo sound molto che ricorda molto un'ambientazione spaziale, e appunto l'utilizzo appunto anche di figure retoriche nel testo che vanno a richiamare appunto a come dire, a degli enormi quasi degli asteroidi infuocati, vanno poi a ricordare appunto quello che è tutto l'immaginario che gira attorno al concept dello spazio, che è comunque qualcosa di molto diverso, per quanto riesca a rimanere in tema su quello che sono di solito i contenuti dello stoner, che appunto è un genere che nasce in California e si ambienta soprattutto sul tema del deserto e appunto degli habitat desertici. C'è poi la variante anche dei paesi del nord invece, che parla di tundra e comunque di ambienti selvaggi. Diciamo che comunque lo spazio, e soprattutto si parla di desolazione di altri pianeti, può ricordare comunque quello che è l'ambiente desertico, che è di solito il tema principale dello stoner. C'è da dire che comunque è un'ottima variante appunto ed evoluzione di quello che è che può essere lo stoner, anche con un utilizzo sempre diciamo più preponderante della sua parte psichedelica. Comunque lo stoner è un po' un'unione tra hard rock psichedelico e appunto l'hardcore punk, e infatti molti cultori del genere lo definiscono anche heavy psych, e appunto una perfetta evoluzione di quello che è il genere dello stoner, un utilizzo dei temi dello spazio, riesce comunque a portare un'evoluzione nei temi, ed è un'ottima realizzazione. Comunque si vede che sono una band molto abile anche dal punto di vista tecnico. E carissimi ascoltatori, purtroppo anche oggi il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi ricordo come sempre di collegarvi ogni giovedì dalle 3:30 alle 4:30 per una nuova puntata di Crossroads. Stiamo sempre più velocemente arrivando alla puntata 20, lunedì Barbari Eleganti, e vi saluto ricordandovi che qui su Radio Libertà la musica non muore mai. Avete ascoltato Crossroads,